Siamo con Mauro Mantovan, responsabile CIA Venezia per l'area sud, giusto? Certamente sì. Mi racconti cosa state portando, cosa state facendo oggi di bello qua? Allora, noi all'iniziativa di gemellaggio con Union Mare, con gli stabilimenti balneari, iniziativa come avete sentito aperta in tutta Italia. L'obiettivo è di avvicinare i prodotti della terra e del mare, dell'acquacoltura al mondo del turismo, quindi ai turisti mettere velocemente e in maniera comoda vicini i prodotti dei nostri associati, dei nostri agricoltori, dei nostri acquacoltori appunto in questo ambiente. In questo contesto bellissimo tra le altre cose. Allora cosa abbiamo noi oggi? Abbiamo prodotti, partiamo dal mare questa volta, abbiamo prodotti dell'acquacoltura della laguna di Venezia, quindi vongole veraci, abbiamo cozze, peocci, detto in gergo, e abbiamo ostriche. Quindi proprio prodotti qui in Laguna di Venezia con allevamenti sperimentali, perché abbiamo ancora bisogno. Le ostriche soprattutto sono sperimentali. Le ostriche sono ancora in fase sperimentale, esatto, però con il cambiamento climatico che avete sentito prima, che ci sta accompagnando, l'ostrica ben si presta all'allevamento in laguna per l'aumento della salinità. E quindi i nostri allevatori, in attesa che il mondo cambi, ben si adattano, ben sono resilienti, va molto di moda ultimamente questo tema, questo termine, sono resilienti, quindi stanno coltivando dei prodotti veramente di eccellenza e che tenteranno di rendere su scala maggiore la produzione. Poi abbiamo dei prodotti di un'azienda nostra casearia di Campagna Lupia, quindi abbiamo burrate, abbiamo stracciatella, abbiamo yogurt, abbiamo gelato, tutto fatto da un'azienda di due sorelle, le sorelle Longhin, che trasformano il latte della loro stalla. Siccome il latte fa fatica ad andare via, guadagnano, accrescono il valore del loro prodotto con la trasformazione, quindi il massimo della gamma della trasformazione. Poi abbiamo le angurie queste qua sono della zona del Polesine, vengono dalla zona di Polesine Camerini, angurie e meloni. Abbiamo patate bianche e rosse da Sant'Anna, Ferro Sandro, le angurie sono dell'azienda di De Begni Enrico. Abbiamo, vediamo se me ne dimentico qualcuna. Sarebbe grave, eh? Abbiamo ortaggi sempre di Ferro Sandro, quindi pomodori, delle cipolle, abbiamo un po' di cose. Ho visto anche Vivai Bacchetto prima passando. Abbiamo le piantine di radicchio di Vivai Bacchetto, uno dei più grandi produttori nazionali di piantine da orto. Abbiamo il radicchio di Bertaggia Terri con anche lui un altro po' di ortaggi minori, qualche zucchina, eccetera. Mi è sembrato di vedere anche del miele, ho sbagliato. Abbiamo del miele di Giora Matteo di Fossò, il nostro produttore. Abbiamo delle albicocche della società agricola San Giorgio di Cavanella d'Adige, uno dei pochissimi esempi di albicocchetti che abbiamo nella provincia di Venezia. E poi abbiamo le vongole di Nordio, le avevo dette prima. Prosecco le abbiamo da aziende o del Veneto orientale o del Trevigiano, un po' mix. Abbiamo il pane che viene fatto dall'azienda agricola di Guerra, del Milanese. Abbiamo un'altra partita di formaggio che è dell'azienda agricola del nostro presidente, quindi della Federica Senno. C'è una scelta di prodotti che occupa una bella gamma, insomma. Abbiamo cercato poco, ma di mettere insieme la parte più eterogenea di quello che può rappresentare l'entroterra veneziano, ma non solo. La ringrazio tantissimo e la faccio tornare al suo lavoro. Grazie. Perché sta anguria fa voglia.